Benvenuti amici della Gazzetta Sarda, siamo qui al Teatro Verdi per il Bogues e Cordas World Strings Festival e oggi abbiamo l'onore di avere qui il maestro Eugenio Bennato, per cui noi la ringraziamo, la salutiamo maestro e vorremmo subito chiederle che cosa significa essere qui in Sardegna e portare il tour, appunto Musica del Mondo, e presentarlo al pubblico già di Cagliari nella giornata di ieri e oggi a Sassari. Devo dire che la Sardegna mantiene sempre per noi la forza di un'isola, che è un'isola in qualche modo unica, ovviamente come tutte le isole, e con una sua identità fortissima, e la si avverte appena si mette piede su questa terra. E poi in particolare la Sardegna per noi, gente del sud, rappresenta un'isola importante, fondamentale, straordinaria. Un'isola al centro del Mediterraneo che è al centro anche nel senso che è stato il punto d'incontro di tanti viaggi, di tante lingue, e qui risuona una lingua bellissima. Quindi voglio dire, al di là di quello che possono essere degli atti d'amore verso una terra, c'è proprio questa realtà di un'isola che ha un'identità fortissima. Bellissimo questo. Vorrei chiederle di questo ultimo singolo che poi però farà parte dell'album che uscirà a gennaio, se non ricordo male. Sì. Mongiana, perché è un riflesso anche storico, è una storia, quindi lei racconta anche una storia di un pezzo d'Italia prima dell'Italia unita. Sì, una storia fra le più, spiazzanti di quelle che ho conosciuto, perché iniziando una ricerca sulla musica popolare da quando ero ragazzo, compresa quest'isola, tutte le regioni del sud ci hanno portato alla scoperta di strumenti, di personaggi, di fatti, di eventi, e continuano ad apparire eventi che non sono mai stati raccontati, come per esempio il caso di una fabbrica di acciaio che quando attualmente lo racconto vedo il volto stupito di chi mi ascolta, e cioè che c'era una fabbrica d'acciaio in Calabria ed era la più grande fabbrica italiana, nel senso che impiegava 2800 fra operai ed ingegneri. Ora, dire queste cose ambientali nella regione Calabria, che oggi è associata invece alla emigrazione e ad altri fenomeni magari non del tutto positivi, raccontare di Mongiana, ho avvertito il dovere, di dire, perché so che attraverso una canzone, per quello che può valere una canzone, si aprono delle nuove prospettive. Quindi parlare di questa fabbrica di acciaio che ha fabbricato fra l'altro i binari della prima ferrovia, che ha fabbricato i binari che poi successivamente da Napoli sono andati fino a Bologna, parlare di quel racconto che sembra una favola inventata, invece in realtà era qualcosa che che era un mio dovere, anche perché raccontata attraverso una canzone, una storia del genere. Che fine ha fatto quel grande sogno che era il grande sogno di metà Ottocento? Che fine ha fatto il nome di Mongiana, che era la più grande fabbrica d'Italia? Questo è proprio uno spaccato della nostra cultura italiana preunitaria, e quindi raccontare questi aspetti un po' anche a noi sardi ci tocca, perché noi stessi sardi abbiamo fatto parte di quella costruzione dell'Italia, ma parlare di quel periodo borbonico in musica non è da tutti, quindi lei maestro ci regala un aspetto storico nella cultura musicale. Questo è molto importante ed è anche parte della sua storia personale. Io vorrei concludere questo incontro, che mi fa molto piacere. È un onore per noi e per me. Celebrando questa musica popolare sarda, che noi ragazzi dovevamo andarla a cercare, scovare Maria Carta, scovare, è vero, grandi nomi, i suonatori di Luigi Buzzanca, per dire, insomma, tutti i personaggi che ho conosciuto, che fanno parte di una cultura subalterna, perché in qualche modo la cultura dominante ha cercato di ostacolare, comunque di oscurare questa bellezza. Invece qui è viva e presente. Ho conosciuto Maria Carta, appunto, abbiamo fatto delle tournée straordinarie insieme, e quindi questo si ricollega un po' al discorso di un'Italia delle regioni, delle identità che è stata in qualche modo schiacciata. È vero.
La ringraziamo per questo momento, siamo onorati, per cui amici della Gazzetta Sarda continuate a seguire la cultura musicale e i grandi maestri della musica italiana. Grazie ancora. Grazie a voi. Per chi non sa andare avanti con velocità, perché non vuole lasciarsi dietro la sua libertà. E chi è sempre troppo lento, fuori tempo e fuori moda, forse pure fuori legge, ma certamente fuori dal gregge, perché resta sempre indietro, perché perde tutto il tempo a cantare le canzoni di tutti quelli che stanno fuori. Eccoci qui ancora amici della Gazzetta Sarda e siamo qui ospitati al Teatro Verdi per il Bogues e Cordas World Strings Festival con i due direttori artistici, Beppe Dettori e Raul Moretti, perché loro sono coloro che riflettono attraverso anche la loro figura musicale, la loro cultura musicale, l'idea stessa di questo festival. Voi avete già visto l'intervista al maestro Eugenio Bennato, ma ci sono tanti altri artisti e per questo noi innanzitutto vi salutiamo e vi ringraziamo di questa opportunità e appunto parliamo del festival. In che cosa esattamente consiste e cosa vedremo anche nelle prossime giornate? Parti tu? Parto io? Parti lei. Il festival è proprio la naturale propagazione di quello che già noi siamo musicalmente, quindi l'incontro tra la sua voce, la chitarra e l'arpa, quindi le corde, che dialogano, si contaminano di varie culture, vari generi, e l'abbiamo voluto trasporre in forma di festival e organizzazione, invitando tutti questi artisti che in qualche modo vibrano in questa maniera, e quindi un focus sulle corde, da quelle vocali a quelle strumentali, in questa edizione dedicate al Mediterraneo, con la centralità della Sardegna come luogo di incontro, di dialogo e di contaminazione. Bellissimo. Due località sarde, il Capo di Sotto, il capoluogo ovviamente, e il Capo di Sopra. Anche questo rispecchia perché siamo noi. Rispecchia noi abitiamo, io a Sassari, lui a Cagliari, e poi anche per, diciamo la verità, anche per logistica, perché fortunatamente abbiamo avuto un contributo dalla Regione Sardegna, poi aiutati dalla Fondazione La Grimaldi, però questo contributo poi è arrivato con quel pelino di ritardo che ci ha consentito di trovare gli ospiti e le location nei punti più importanti, Sassari e Cagliari, ma per ricezione, per accoglienza, eccetera. Ma la nostra intenzione il prossimo anno è di cercare di farlo diventare un po' più itinerante, no? Cercare di toccare anche più punti della perché Sardegna. Lo ricordiamo, è la prima edizione. È la prima edizione. E comunque nonostante la prima edizione, Beppe è molto corposa di elementi culturali globali, non solo riflessi verso gli artisti e verso voi ovviamente, le vostre quindi idee anche culturali musicali, ma proprio nelle giornate, sono varie giornate. Sì. Chi vedremo e che abbiamo visto? Allora, abbiamo visto l'altro ieri Paolo Angeli,
che l'abbiamo voluto fortemente perché secondo noi dava l'idea di quello che è il titolo del festival, Bogues e Cordas. Lui ha una vocalità particolarissima, sembra un cantatore a chitarra delicato. Bellissima questa. Sì, bellissima. che poi canta in gallurese e in spagnolo, è bellissimo proprio la sua proposta. E poi soprattutto perché ha 25 corde da gestire, che con una chitarra apparentemente sarda, ma è anche quella chitarra è fortemente contaminata, perché c'è una paletta di violoncello, quindi ci sono altre 4 corde di violoncello, degli altri spunzoni che sono dei cordoni di metallo che vengono fuori come degli schizzi di ferro. Di fatto corde che vengono strofinate, percosse e pizzicate, esatto. Quindi proprio l'essenza totale. Lui suona con i piedi e sembra, ti giuro, che ha le basi. Quindi suona con i piedi scalzi, rigorosamente con le strisce da pescatore. È un'immagine bellissima, quindi dovete voi andare a vedere questi straordinario. spettacoli. Un tempo pazzesco e fa diverse cose oltre a suonare. Gestisce una pedaliera, Quindi, e canta allo stesso tempo. Quindi veramente c'è un fattore scenico anche legato. abbiamo voluto aprire proprio con lui, perché Bellissimo. conoscendo queste peripezie, chiamiamole È vero, proprio così, è vero. che fa, era proprio quello che noi vorremmo fare in due. è fatto da una persona sola, sì, con una ricerca incredibile che lo contraddistingue negli anni e lo distingue nel mondo di fatto, con la sua unicità, ed era anche importante perché non suonava a Sassari o comunque nel Nord Da Sardegna da tanto tempo, da 6 anni, quindi era felicissimo di Una forma di ritornare a casa. ritornare a casa e aprire il suo tour autunnale Bellissimo. dopo 3 mesi che era fermo, Poi- e ripartire da qua. Quindi il festival è anche, come dire, un legame diretto verso l'artista che in qualche modo può o aprire un tour e un concerto oppure ritornare in qualche modo qua e magari dopo tanti anni Certo. dare la possibilità a chi magari non l'ha conosciuto prima anche di... L'opportunità che abbiamo avuto con Eugenio Bennato, la stessa identica cosa, anche lui l'abbiamo voluto fortemente. Tra l'altro quest'estate mi è capitato di ascoltare un suo nuovo pezzo dell'album in radio e ho subito chiamato Raul per dirgli: ho sentito un pezzo di Bennato bellissimo, dobbiamo cercare di invitarlo al festival. Ed era già un nome che ovviamente per il suo percorso di ricerca già avevamo pensato. Fra l'altro quest'estate eravamo ospiti dello stesso festival dedicato al Mediterraneo ad Ancona, e quindi c'era questa connessione, e quando abbiamo pensato abbiamo coinvolto il B-Flat di Cagliari perché sapevamo che aveva intenzione di invitarlo nuovamente, e l'abbiamo quindi fatto assieme. insieme Una abbiamo collaborazione. potuto, ecco, anche qua avere i due poli, Cagliari e Sassari. Poi vabbè, Poi la straordinaria gli serata straordinari di linaje ieri. flamenco, che significa lignaggio del flamenco, e già questo ci intrigava di brutto, perché nello spettacolo si è proprio svolto, aperto come un libro dal principio, cioè dalla voce. Quindi è partito lo storico cantante Rafael Velázquez El Jerezano con un canto senza microfono e nulla qua sul proscenio, e ha cominciato a fare il suo flamenco. Meraviglioso. Poi è cominciato con il chitarrista, hanno fatto 3-4 brani con il chitarrista, una a solo di chitarra del chitarrista, e poi sono entrati in scena i 2 ballerini, che è stata l'esplosione, insomma, della serata, perché sì, la chitarra dà quell'accento, ma i tacchi e le mani, I tacchi e la spalma la spalma sono qualcosa, un batterista e un percussionista assieme. Vorrei concludere, se siete d'accordo, con anzitutto dare un piccolo excursus di quello che vedremo quello nelle che prossime vedremo, giornate, e poi chiudere e chiedervi prospettive future di questo festival, oltre la seconda edizione. Avete già qualcosa sicuramente per la testa, lo vedo, e quindi magari se volete darci qualche, non dico anticipazione, ma prospettive future. Allora, anzitutto
cosa vedremo nei prossimi giorni. Sì, andiamo a presentare i prossimi giorni, appunto ci sarà il secondo appuntamento con l'Inache Flamenco a Cagliari, a Casa Saddi, e invece poi partiamo con la seconda settimana di programmazione, giovedì prossimo al Teatro Astra a Sassari con il progetto Rotte Mediterranee, quindi anche questo il filo conduttore di questa edizione, con Monio Vadia insieme a Giovanni Seneca, Anissa Goisi, voce algerina, e Francesco Savoretti. E noi cercheremo di essere lì. Io ritornerò. Ve lo consiglio. Io ritornerò, ci stiamo già muovendo. Loro poi replicheranno venerdì a Linea Out il Music Club che c'è a Cagliari. Sempre a Linea Out il giorno dopo avremo il nuovo progetto di Peppe Servillo con i Soli String Quartet al terzo album, presenteranno un omaggio a Renato Carosone. Bellissimo. Poi abbiamo domenica una conferenza concerto, in realtà un evento che è molto particolare all'interno della programmazione. Verrà fatto al T-Hotel a Cagliari alle 18:30 perché c'è un progetto molto importante di presentazione delle Domus Deianas come patrimonio dell'UNESCO, che ha buone prospettive, insomma, e si saprà forse qualcosa anche a breve, e abbiamo voluto presentare questo progetto insieme a quello che già è patrimonio immateriale dell'UNESCO, che è il canto tenore, che io conosco bene come tema e quindi ci tocca in questo aspetto, Beh, lui canta e ci piace anche questa cosa perché è una forma anche del festival che riesce a modulare un qualcosa che forse molte volte viene lasciato in una nicchia, e voi siete riusciti a fare questo, quindi è un grande pregio anche del festival poter inserire questo aspetto. Perdona se ti No, assolutamente, e ci sarà appunto la responsabile del progetto che è Giuseppa Tanda, che dialogherà con Giacomo Serreli, e noi apriremo suonando qualche brano insieme a Gavino Murgia, e Gavino Murgia poi con i suoi tenore Goine concluderà la giornata. In mezzo però ci sarà si svolge questo? Al T-Hotel a Cagliari. Perfetto. C'è una piccola chicca nel mezzo perché consegneremo il primo premio che daremo per questa edizione a una figura che ogni edizione sarà così, si contraddistingue per la world music e il suo apporto alla world music. Bellissimo. E quindi per questo legame col canto tenore, con questo legame con la Sardegna, e proprio per quello che è stato con la sua opera, abbiamo pensato a un nome così, no? Che è Peter Gabriel. Bellissimo. Non sarà video presente, ma ci ha mandato un video che noi proietteremo, un video di ringraziamento, in cui fra l'altro ci incoraggia fortemente per questo festival. E quindi insomma è stato un ottimo battezzo. Abbiamo un padrino d'eccezione, possiamo dire. Prospettive future. E così chiudiamo questo spezzone. E magari ricordiamo che ci sarà una terza settimana di programmazione altrettanto imperdibile. Perfetto. Magari di guardare sui nostri social. Benissimo. O vogesecordas.com.it per guardare anche quel tipo di programmazione e tutte le informazioni per i biglietti. Benissimo. Prospettiva futura. Qualche anticipazione non la vogliono dire, quindi seguite. Vi ricordo che la Gazzetta Sarda si occupa attraverso la mia figura di cultura e spettacolo, e io ringrazio loro per questo momento culturale molto importante, per cui voi stessi che siete dall'altra parte dello schermo cercate di avvicinarvi sempre di più a figure come loro, e ad altri anche grandi artisti come appunto la figura del maestro Eugenio Bennato, per riempire le vostre giornate di cultura musicale. Un saluto a tutti voi, grazie ancora a voi. Grazie a te Bruno, grazie un saluto alla Gazzetta Sarda. Amici, alla prossima.